Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si è presentato in televisione per chiarire le accuse riguardanti la sua relazione con l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia e per scusarsi con le persone coinvolte, inclusa sua moglie e il governo. Durante l'intervista al TG1 Sangiuliano ha negato di aver usato fondi pubblici per le trasferte con Boccia, mostrando prove dei pagamenti effettuati con la sua carta di credito personale. Ha spiegato che la relazione è stata uno dei motivi per cui ha revocato l'incarico di consigliera per i grandi eventi che avrebbe dovuto affidare a Boccia. Sangiuliano ha dichiarato di aver rassicurato la premier Giorgia Meloni con prove documentali che dimostrano che la vicenda è solo gossip. Meloni, secondo il ministro, gli ha chiesto di andare avanti e di essere sempre sincero. Il ministro ha ribadito più volte di non essere ricattabile. L'intervista ha sollevato polemiche tra le forze di opposizione con il Partito Democratico, che ha accusato il ministro di utilizzare la televisione pubblica per difendersi su questioni che dovrebbero essere affrontate in Parlamento. Un attacco russo sulla città di Leopoli, nel sud dell'Ucraina, ha provocato almeno 7 morti e oltre 50 feriti. Nel frattempo il direttore dell'AEIEA, Rafael Grossi, è in visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Sul fronte politico il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha avviato un grande rimpasto di governo per portare nuova energia. Dopo le dimissioni del ministro degli esteri Kuleba, che potrebbe diventare ambasciatore a Bruxelles, è atteso un cambiamento di oltre il 50% dei membri del governo. Il primo viceministro degli esteri, Andriy Sybiha, è il candidato più probabile a sostituire Kuleba. Arachmia, portavoce del partito di Zelensky, ha confermato che l'elenco definitivo dei cambiamenti sarà deciso il 4 settembre. A Cernusco sul Naviglio, vicino a Milano, si è consumato un tragico omicidio tra 2 tifosi dell'Inter. Andrea Beretta, 49 anni, conosciuto come Berro e considerato uno dei leader degli ultra interisti, ha ucciso Antonio Belocco, 39 anni, a coltellate durante una lite. Beretta era noto negli ambienti del tifo organizzato nerazzurro ed era diventato il leader della curva interista dopo l'omicidio di Vittorio Boiocchi, altro storico capo ultra, avvenuto il 30 ottobre 2022. Il passato di Beretta è segnato da numerosi episodi di violenza e criminalità. È stato condannato per aggressione a un bagnino nel febbraio 2022, per cui ha ricevuto un daspo decennale e il divieto di entrare o dimorare a Milano per la sua grave pericolosità sociale. Beretta ha accumulato una lunga lista di precedenti, tra cui una denuncia per furto nel 2000, un coinvolgimento in un'operazione antidroga nel 2002 e diverse altre aggressioni tra il 2014 e il 2017. È stato sottoposto a numerosi daspo, violandone più volte le misure. Antonio Belocco invece era figlio e nipote di esponenti di spicco del clan di Rosarno, una delle famiglie più potenti dell''ndrangheta calabrese. Il padre, Giulio Belocco, era detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Opera, dove è morto all'inizio dell'anno. Antonio aveva anche lui precedenti penali per reati legati alla criminalità organizzata. Da circa un anno si era avvicinato al mondo degli ultra dell'Inter e si era integrato come figura di spicco della tifoseria. Poco prima dell'omicidio, una foto pubblicata da un altro membro di rilievo della tifoseria, Marco Ferdico, ritraeva Beretta e Belocco insieme ad altri amici in un campo di calcetto intitolato Fratelli di Milano. Tuttavia, le circostanze precise che hanno portato all'omicidio rimangono ancora poco chiare. Belocco, che viveva a Pioltello, nell'Interland milanese, lascia una moglie e un figlio. L'omicidio ha suscitato grande scalpore, portando alla ribalta la violenza che può nascere anche all'interno degli stessi gruppi di tifosi. Il governo italiano ha approvato la riforma delle concessioni balneari attraverso il decreto legge salva infrazioni. La riforma estende la validità delle attuali concessioni fino a settembre 2027, con gare da tenere entro giugno dello stesso anno. Questo accordo, risultato della collaborazione tra Roma e Bruxelles, mira a bilanciare l'apertura del mercato delle concessioni e la tutela degli attuali concessionari. La durata delle nuove concessioni sarà tra 5 e 20 anni per permettere ai concessionari di ammortizzare gli investimenti. È prevista l'assunzione dei lavoratori delle concessioni precedenti e un indennizzo per i concessionari uscenti a carico dei nuovi, calcolato in base agli investimenti fatti negli ultimi 5 anni. Anche il possesso di una concessione balneare come principale fonte di reddito negli ultimi 5 anni sarà un criterio di valutazione delle offerte. Il decreto mira a risolvere 16 infrazioni europee aperte contro l'Italia
inclusa quella sulle concessioni balneari e altre relative alla sicurezza delle gallerie, ai lavoratori stagionali di paesi terzi, al diritto d'autore e alla qualità dell'aria. In 6 casi le nuove norme potrebbero portare all'archiviazione immediata delle infrazioni, avvicinando l'Italia alla media europea in termini di procedure pendenti. La Commissione europea ha accolto positivamente la decisione dell'Italia, definendola il risultato di un'intesa comune che rispetta il diritto dell'UE. La riforma dovrà essere attuata nei prossimi 3 anni e la Commissione monitorerà attentamente la sua implementazione. Nel frattempo, la riforma della rete dei carburanti inizialmente prevista è stata rinviata per ulteriori approfondimenti. Un barcone di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa, causando la morte di 3 bambini e la scomparsa di altre 18 persone. Il naufragio è avvenuto dopo circa un giorno di navigazione dalla Libia. I 7 superstiti, tutti di origine siriana, sono stati salvati dalla Guardia Costiera italiana dopo 3 giorni alla deriva su una barca capovolta. Raccontano di essere partiti da Sabrata in Libia il 1 settembre con a bordo 28 persone, inclusi sudanesi e siriani. Dopo il salvataggio i superstiti sono stati portati all'hotspot di Lampedusa, dove sono stati ascoltati dalla polizia per ricostruire la tragedia.